La dirigenza partenopea sta progettando qualcosa di grande per il futuro della squadra. Tifosi, nessuno si aspettava questa notizia all'ultimo minuto. Come al solito, vi invitiamo a mettere mi piace a questo video e ad iscrivervi al nostro canale news per ricevere gli aggiornamenti dal nostro amato club. Passiamo ora alla notizia. Il Napoli ha in programma il rinnovo del contratto del portiere Alex Meret, seguito da una possibile cessione del giocatore. Con il recente ritorno di Francesco Calzona alla guida del Napoli, che ha un passato nel club come assistente di Maurizio Sarri e collaboratore tecnico di Spalletti, con il primo allenamento sotto la sua guida già svolto, l'attenzione si sposta ora sulle scelte di Calzona per le posizioni, tra cui quella del portiere Alex Meret, che ha giocato nell'ultima partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli intende prolungare il contratto di Meret fino al 2025 prima di metterlo in vendita sul mercato. Per sostituire Meret, Elia Caprile, giovane portiere che ha impressionato con le sue prestazioni all'Empoli, potrebbe prendere il posto del portiere titolare del Napoli nella prossima stagione. Tuttavia, l'acquisto di Caprile e le sue prestazioni ad Empoli potrebbero avere un impatto significativo sulla strategia del Napoli per il ruolo di portiere, soprattutto considerando le incertezze sulla situazione di Meret. La decisione del Napoli di portare Caprile e di girarlo in prestito all'Empoli suggerisce che il club si sta preparando per il futuro, indicando possibili cambiamenti nella squadra dei portieri. Commentate qui sotto, tifosi, cosa ne pensate di questa mossa del Napoli? Lasciate la vostra opinione qui sotto e continuate a seguire il nostro canale news, perché torneremo presto con le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima! Forza Napoli sempre!